Ciao ragazzi, solleviamo? Solleviamo. Mamma mia, che meraviglia e che profumo, profumo di tesori che nascono nella terra, che nascono sottoterra, magari non proprio qui a Gazzo Veronese dove mi trovo, ma qui c'è comunque una concentrazione di queste meraviglie, perché è il luogo in cui un imprenditore, Antonino Previte, una decina di anni fa ha fondato un'azienda che si basa per l'appunto sulla lavorazione e sulla commercializzazione dei tartufi e anche dei funghi. Ed è un'attività da risvolti estremamente particolari e molto affascinanti che oggi vi facciamo scoprire, almeno per un po'. Vi facciamo perché Antonino è di là che mi sta aspettando. Sì ragazzi, perché il bello è di là, quindi mi sposto. Seguitemi. Pronto Stefano? Sono nato pronto. Allora prova a guardare, vieni. Guarda. Ti facciamo vedere qualche leccornia. Mamma mia. Signore. Tartufi bianchi. Guarda. Posso dire che c'è un profumo che inebria qua dentro. Peccato che non si sente. Da dove arrivano? Si può dire perché è Dal bosco. Ho capito. Ufficialmente, sì. Però non me lo dici geograficamente. Geograficamente oggi no. C'è qualche piccola provenienza, tutta merce nostra Italia. Ok. Ascoltami, io qui vedo diverse tipologie e soprattutto diverse dimensioni. Sono qualità differenti queste? La qualità fondamentalmente è quasi uniforme. Diciamo che cambia soprattutto la pezzatura, quindi in base un po' alla pezzatura e al profumo che sentiamo del tartufo, in quel momento lì noi identifichiamo un po' la qualità e quindi iniziamo a dare una quotazione, un prezzo, perché delle volte vedi, trovi dei tartufi belli così, che sono in una partita leggermente un po' meno qualitativa, e vedi dei tartufi più piccoli, però sembrano biglie, vedi? Quindi non è detto che sia la dimensione a fare la qualità. Esattamente, bravo. Poi c'è anche, come dire, ci sono i bambini, noi li chiamiamo bambini, gergo, vedi? Dei piccoli bambini che vengono curati in maniera diversa. Perché? Ma perché facciamo finta che siano più belli, capito? Vedi? Mamma mia. Facciamo finta che siano più belli, guarda. Questo è un tartufo, ad esempio, in gergo lo dichiariamo extra, jolly, joker, dipende un po' dalla regione che vai, ognuno dà il suo nome. Questo è un tartufo da 300 grammi. È bellissimo, vedi? Poi può essere più liscio, più tondo, un po' più, però diciamo già la dimensione aiuta, e con la carta ci aiutiamo a tenerli asciutti, e invece il fazzoletto in cotone serve per tenerli via dall'umidità. Ci sono tanti aspetti nel lavoro di Antonino e di suo figlio Matteo che non appaiono immediatamente comprensibili all'occhio del profano, perché è un lavoro fatto di sensazioni, di valutazioni, di controlli che riflettono una professione e una professionalità di conseguenza che non possono nascere a caso. Non si diventa esperti di tartufo dall'oggi al domani, improvvisamente. Occorrono costanza, allenamento sensoriale, olfattivo ma anche visivo, pratica, e soprattutto si tratta di frequentare una scuola che non ha una struttura fisica vera e propria, perché è la scuola della vita, il rapporto diretto con i cercatori, con coloro che vanno a raccogliere i tartufi. E questa è una scuola che ti tiene impegnato 24 ore al giorno, ma letteralmente. Io sento una grande competenza, come l'hai maturata? Oddio, tutti i giorni stando sui terreni, facendo, come dire... Quindi qui tu tocchi con mano, vai assolutamente, a parlare certo, con si va dai raccoglitori che hanno il suo bel cagnolino, ok? E lì piano piano si gestisce un po' quella cultura che ti trasmettono loro, perché è importante, tu impari da loro fondamentalmente, poi ognuno in base alla regione ovviamente ti dà un consiglio diverso, quindi è un piccolo puzzle che noi mettiamo insieme e piano piano si crea un po' di cultura per gestire più che altro la qualità del tartufo. Quindi si acquisisce sul campo, non è che c'è assolutamente no, la formazione può essere solo a livello commerciale. Per quanto riguarda invece la competenza a livello dei tartufi nasce solo ed esclusivamente sul campo. Come fai, guardando un tartufo, a capire se è un buon tartufo o no? Ma, principalmente dal colore, se è chiaro, se è scuro, se ha delle punte, vedi questo, sembra bello in pezzatura, ma l'elastico è perché magari
il cavatore è un po', l'ha un po' rotto, certo. lo tieni lì perché più è grosso più per il cavatore effettivamente vale. Però se è un tartufo un po' meno pregiato perché è molto più scuro, è venuto in un terreno un po' più asciutto e quindi è molto asciutto, Certo. fa magari qualche piccola puntina e in automatico questo qua ha già perso gran parte della qualità, quindi viene declassato e magari non viene usato in tavola, ma viene usato per fare creme, burri, oli e quant'altro. Ecco. Ci tengo a farti capire una cosa, i tartufi è vero che effettivamente più sono grandi più fanno effetto, quindi il ristorante, il ristoratore ha voglia di gestirli, quindi Certo. di far bella figura col commensale, però attenzione, non dimentichiamoci che questo, che è il più brutto che c'è visivamente, Brutto da vedere. esatto, bravissimo, Però noi appena l'hai mosso senti che con roba è. questo tartufo qua vengono fatti i derivati puri a tartufo, come può essere il burro chiarificato a tartufo, come può essere la crema, ok? Cioè quindi dei prodotti proprio derivanti dalla materia prima. Perché proprio con questi piccoli? Perché diciamo questi qua riusciamo ad avere un costo leggermente più basso e quindi di conseguenza ci permette di costruire il prodotto finito derivato. Senti, Ok? ma è vero che c'è un mondo misterioso che vive di notte? Il mondo misterioso sui bianchi, sì, i cavatori sono come le belle donne, non vogliono farsi vedere, cioè c'è un po' di, come dire, di invidia tra un commerciante, tra un cavatore con l'amico e quindi effettivamente l'acquisto, specialmente dei bianchi, in tanti momenti viene effettuato durante le ore notturne. Quindi vi chiamano di notte? Ci chiamano di notte, veniamo che in so qua, con magazzino. un sacchetto? Bravissimo, esatto. Chi porta una pallina, chi ne porta un po' di più e quindi poi si sta insieme, si fa compagnia e si arriva mattina. E non vogliono farsi vedere? Non vogliono farsi vedere, bravo. con C'è un l'altro. po' di invidia, bravissimo, c'è un po' di invidia. Quindi voi avete reperibilità 24 ore su 24 ore su 24, 7 su 7. Io qui vedo tutti i tartufi bianchi perché Sì, stagione siamo in piena stagione adesso. È il massimo proprio del top del tartufo. Freddo la notte, non freddissimo durante il giorno, stagione top. Ma qual è più pregiato, il bianco o il nero? Il bianco, allora, per antonomasia il bianco Ah. ufficialmente è il tartufo, è più pregiato perché ce n'è meno, ma ci sono dei tartufi neri che ti farò vedere in seguito e lì ufficialmente vedrai che ci sarà una qualità diversa, una qualità maggiore, però diciamo che questo è il più pregiato perché a livello di quantità ha uno spazio molto ristretto di crescita e in più ce n'è poco in base alla richiesta sul mercato. La lavorazione del tartufo presuppone una serie di passaggi e di conoscenze che sono specifiche e che Antonino ha maturato nel corso di tutti questi anni, arrivando così a fare della sua azienda un vero e proprio riferimento nel mondo della commercializzazione dei tartufi, a livello nazionale ma non solo. E ricordiamo che i tartufi qui non sentirete parlare di prezzi. Perché? Perché il prezzo risente fortemente della stagionalità. Una stagione, un'annata particolarmente favorevole con grande abbondanza ovviamente calmierà i prezzi che invece saliranno inevitabilmente perché questo è il gioco di domanda e offerta quando la produzione sarà scarsa. Ma in ogni caso per questo e per altri aspetti specifici sicuramente creerò degli altri video, ma intanto se volete potete passare di qua e parlare direttamente con Antonino oppure con Matteo, vi daranno tutte le spiegazioni del caso. Ma la vostra azienda quando è nata? Questa azienda ufficialmente è nata nel 2015, dopo anni e anni di esperienza ovviamente su altri vari settori, sempre di merceologia alimentare, e un giorno litigando con un commerciante di tartufi per un salame a tartufo, una sciocchezza fondamentalmente, da lì è nata una piccola passione, poi un po' di informazione, un po' di cultura, un po' di gavetta, come si suol dire, e da lì è nata l'eccellenza. Perché proprio i tartufi? I tartufi perché ti trasmettono un'emozione unica, cioè nel senso è difficile spiegarlo. Quando si va dal cliente, si vende, trasmette quell'emozione lì che trasmettevano i clienti, quindi la felicità di acquistare quel prodotto mi ha fatto innamorare un po' del settore dei tartufi. Perché uno direbbe, qui siamo vicini alla zona del riso, siamo vicini alla zona Non del... c'entra nulla, certo. Non c'entra nulla. Certo. Infatti sembri- noi come azienda siamo anomali qua, Ah, siamo molto anomali come azienda, e però sai l'anomalia delle volte porta a essere un po' più ricompensati quel termine lì. e come si fa ad emergere in questo mercato? Tanto sudore, voglia di lavorare, non dormire la notte e trovare dei clienti che ti danno costanza piano piano e
e crescere insieme. Sono passati 10 anni, Antonino. Sì. Dove vuoi arrivare? Ma oddio, adesso qualche anno ancora spero di lavorare. Diciamo che l'obiettivo nostro è semplice: crescere, far diventare il Veneto, cosa che è pochissimo conosciuto a livello di tartufi, portarlo un attimino a un livello successivo, chiamiamolo così per dare un termine un po' più importante, e quindi trasmettendo un po' di cultura, come dicevamo prima, e quindi l'azienda crescendo, ovviamente dà lavoro come dire, nell'immediato, e diventare un'azienda di riferimento in Veneto per il tartufo, come può essere l'Acqua Lagna, come può essere il Piemonte, come può essere l'Abruzzo. Antonino, lo stuzzichino prima del risotto. Stuzzichino, certo. Il modo migliore per concludere questo video. Io ringrazio Antonino, Matteo per avermi ospitato e per aver creato uno spaccato di un mondo che onestamente io non conoscevo tantissimo. Quindi di nuovo grazie, e se volete passare da queste parti chiedete a loro, sono loro gli esperti. Certo. Grazie davvero. Alla nostra. Ragazzi. Ok. Beh, ma scusa Stefano, ma il taschino? Ma come è finito qua? Non so, ma guarda qua, non so. È finito qua dentro, non... Dai, tranquillo, sai che sono ovunque i tartufi. Ecco, questo l'ho coltivato io. Ah, ok. L'ho coltivato io, insomma.